Buongiorno a tutti, apriamo il quarto incontro di questo piccolo ciclo. La dottoressa Macaluso, il nostro angelo custode, come ormai io l'ho ribattezzata, sta raccogliendo i dati per le certificazioni. Come si è detto in precedenza, sono necessarie almeno 2 presenze su 4 a questi incontri e il certificato che verrà rilasciato è del MIUR, dei Lincei e dell'Istituto Veneto. Prima che me ne dimentichi, ricordo che dopo la giornata di oggi saranno inviati, non sono stati ancora inviati, Lucia, è vero? Dei piccoli semplici questionari che richiedono meno di 12 ore per la loro compilazione, cioè sono molto facili e in pochi minuti si possono riempire, che riguardano una valutazione su questi 4 incontri a distanza, ai quali l'Accademia dei Lincei e noi altri naturalmente dell'Istituto Veneto teniamo particolarmente, proprio in quello spirito di contributo costruttivo, come usano dire i politici, che metta in rilievo punti di forza e punti di debolezza di questa impostazione che quest'anno abbiamo sperimentato per la prima volta nella scuola secondaria di primo grado. E quindi osservazioni, suggerimenti e proposte sono benvenuti e potete anche inviare dei commenti riguardanti anche la lezione di oggi, anche se non so se poi risponderemo, vediamo, insomma, ecco, sì, possiamo anche rispondere telematicamente. La scuola oggi non dirò che vive momenti di difficoltà perché questa non è una notizia nuova, però mi interessa mettere in rilievo una parola d'ordine che da molti anni si usa da parte di forze, di personale della scuola, insegnanti, presidi soprattutto, e da parte di politici e di sindacalisti. Questa parola è autonomia. Anche nella riforma che si sta discutendo con polemiche in questi giorni, l'autonomia viene, mi pare, salvaguardata e anche esaltata. Ogni istituto è invitato a tracciare la propria offerta formativa, il cosiddetto POF, e però a noi in questa sede interessa per l'italiano, ma anche per matematica e scienze, evidentemente, mettere l'accento sugli elementi comuni, direi sul minimo comune denominatore che caratterizza l'insegnamento. In che senso? Dico una cosa molto di buon senso, molto ovvia, molto banale. Non si può imparare a fare la sottrazione e non l'addizione. Non si possono avere idee su che cosa sono i modi infiniti del verbo senza sapere quali sono i modi finiti e così via. Quindi uno zoccolo duro, comune, rimane fondamentale in molte materie, la storia, la geografia e il nostro italiano. Ecco, quindi il nostro impegno è stato molto parziale, si capisce, in questa direzione. Anche l'organicità del programma di studio è importante, almeno quanto l'autonomia.
Ci vogliono insomma le cosiddette conoscenze di base. Dopodiché ci si può anche impegnare su quelli che oggi si chiamano gli eventi, come l'Expo milanese da poco inaugurata. Ma senza nessun riferimento polemico all'Expo, già molti mesi fa il presidente dell'Accademia dei Lincei, in un intervento, non mi ricordo in quale occasione, disse molto giustamente che insomma questo parlare alla pancia delle persone, come spesso si sente dire, nasconde un certo silenzio, forse eccessivo, del parlare al cervello, che è la sede della ragione e anche delle emozioni. Va bene, questo è un po' per... non so quanto si sia riusciti a fare questo lavoro che un po' ha regolato le intenzioni retrostanti a questi incontri. E poi mi permetterete di dire un'altra cosa molto ovvia, ma sulla quale spesso, almeno nel discorso pubblico, ci si dimentica, perché il discorso pubblico prende di mira aspetti importanti, ma trascura gli aspetti di contenuto e di organicità dell'istruzione, che talvolta viene... ho letto un paio d'anni fa un libro riguardante la riforma degli studi nelle facoltà umanistiche, dell'università, delle facoltà umanistiche, dove si faceva una critica assai sensata sulla scelta delle discipline a cui gli studenti sono invitati, quasi si trattasse di andare al supermercato e di scegliere un prodotto invece che un altro. In parole povere, è necessaria una base comune e poi certamente iniziative libere possono e vanno incoraggiate. Ecco. E ultima cosa molto semplice che ricordo è ovviamente, anche questo è superfluo dirlo, ma mi permetterete di dire cose superflue, il ruolo dell'insegnante. È evidente, no? Una scuola, l'insegnante è un mediatore, non necessariamente passivo, ma anzi attivo, interessato, e sperabilmente anche appassionato, tra un sapere che non è statico ma dinamico e i giovani con i quali, che sono affidati all'insegnante stesso. Voglio dire, i libri di testo sono importanti e gli esercizi sono importanti, anche quelli che abbiamo proposto o i tantissimi che circolano nelle scuole dal nord al sud e dal sud al nord, ma la mediazione non si può mettere semplicemente in mano un libro o proporre un esercizio se un insegnante non spiega il senso e lo scopo di ciò che propone ai suoi allievi. Bene, la scorsa volta, entrando in argomento per oggi, nello scorso incontro abbiamo parlato tra l'altro del che, e la professoressa Serena Fornasiero ha accennato ad alcuni problemi sui quali ci siamo ripromessi di continuare oggi, anche se la materia è molto vasta. Allora, prima di tutto è utile che gli allievi sappiano distinguere tra un che pronome relativo o interrogativo e un che congiunzione. L'italiano, come tutte le lingue romanze, presenta una quantità di monosillabi sui quali ricadono funzioni grammaticali numerose. Lo può essere articolo determinativo, ma può essere anche pronome. Il gli è articolo determinativo,
ma può essere dativo, complemento di termine, gli ho parlato e via dicendo. Così ne, il ne, penso al ne non accentato, quello accentato ha una funzione unica, mi pare, e per chi studia una lingua romanza e non abbia una lingua romanza come lingua materna, questa parte dello studio risulta complicato. Sono lingue, tutte le lingue romanze, che presentano questi monosillabi spesso non accentati, che scusate, non accentati perché si appoggiano alla parola che precede, dimmi, dove il mi addirittura è attaccato nella scrittura al verbo, o mi dici, e lì mi dici, l'unico accento cade sulla prima sillaba di dici, perché il mi si appoggia al verbo. Ecco. E anche bisogna, non è male, è utile, direi necessario, avere nello studio della lingua materna una chiarezza di idee su questi aspetti, su queste particelle che impieghiamo continuamente. Il che, congiunzione, ogni grammatica spiega che ha una pluralità di funzioni, non le ricordo tutte, complemento di maggioranza, Carla è più grande che Luigi. E naturalmente, ecco qui possiamo usare quella cartella che ho preparato. Grazie, grazie. Carla è più grande che Luigi. Il modo più usato è il di, come si dice più comunemente, Carla è più grande di Luigi. Ma è bene conoscere anche il modo meno usato, che certe volte è obbligatorio. Per esempio, Matteo, i miei esempi non sono divertenti, scusatemi. Non si può, è bello giocare, ma insomma bisogna anche saper giocare, io sono un po' più serio e non me ne vanto. Matteo è più affezionato a me che a te, in questo caso il di non lo possiamo usare. Tutti conosciamo la frase fatta, un'occasione più unica che rara. Ecco. L'ho detto più per far ridere o nel mio caso per annoiare che per convinzione. Di nuovo il che è obbligato. Poi abbiamo il che dichiarativo. Paola disse che si era fatto tardi e questa è una congiunzione importante subordinante. Il che consecutivo, fu così fortunata Paola sempre al tavolo da gioco che il banco chiuse in anticipo. Beata lei. Il che con una parola dotta, non so se sì, iussivo, ma è un latinismo, significa ordinare i verbi di comandare, di volere, e allora questo va spesso e volentieri con il congiuntivo. Poi passiamo al che relativo. Se andiamo avanti, io mi guardo indietro ma ce l'ho davanti, sì. Al che relativo, e qui il che è un pronome e quindi, come dice l'antica definizione, fa le veci del nome, e già l'altra volta si è toccato quell'aspetto che riguarda nelle relative la differenza tra due diversi tipi di relative. Io faccio pubblicità a Malala, l'ho già fatta, continuo, ho già finito di leggere il libro di Malala che ho comprato ieri. Allora, il pronome relativo si attacca, fa le veci di un qualche altra cosa, qualche altro elemento verbale che lo precede, e dunque qual è l'antecedente di che?
potrebbe essere in altri contesti il complemento di specificazione. Qui però è evidente che io non ho comprato Malala, ho comprato il suo libro e quindi qui è chiaro che l'antecedente, o come pure si chiama punto di attacco, è libro. Qui vedete che dopo Malala c'è la virgola, che non è obbligatoria, ma che insomma ci sta. Invece, nella frase successiva, le proposte che ha illustrato Giacomo non hanno convinto tutti, dopo proposte la virgola non ci va. Qual è la differenza? Che il primo esempio è quello di una relativa attributiva, che qualifica, insomma, e specifica un accidente, una circostanza riguardanti il libro di Malala, una circostanza per la verità neanche essenziale. È chiaro che in questa frase si dice, il senso di questa frase è che l'ho letto d'un fiato, no? Perché se l'ho comprato ieri e l'ho già letto, vuol dire che l'ho letto tutto insieme o quasi. Nella seconda, la relativa non è attributiva, ma è limitativa. Non è che tutte le proposte non hanno convinto, ma le proposte, quelle di Giacomo, e quindi è eccettuativa o limitativa. E qui la virgola non ci va, altrimenti si rovina il significato, perché la punteggiatura non è un lusso di cui si possa fare a meno, ma è legata alla struttura sintattica, al valore di in questo caso della proposizione relativa eccettuativa, e in sostanza la punteggiatura è strettamente collegata alla sintassi, all'ordine delle parole. Parlo del che anche per il motivo, stavo per dire parlo del che perché, ma non era molto bello, anche per un altro motivo, la utilità di esercitare in classe alla convertibilità di che con il quale, la quale, i quali e via dicendo. Di nuovo è facile osservare che comunemente il pronome relativo largamente maggioritario è che. Però anche qui ci sono degli usi che non sono caratteristici del parlato o dello scritto e che però in una riflessione scolastica è utile apprendere. Per quale motivo? È semplice, perché se noi non vogliamo usare il che, dobbiamo rivelare in maniera più esplicita i rapporti sintattici che vengono richiesti da il quale, singolare o plurale, articolo maschile o articolo femminile, con che non ci compromettiamo, con il quale ci compromettiamo. E si passa da questo uso di il quale relativamente rarefatto agli usi del che di cui si è parlato già la volta scorsa. Serena Fornasiero ha fatto un esempio del tipo o questo o uno molto simile: mangia che ti fa bene, andiamocene che è tardi. Questo è il che. Che cos'è questo che? Non si sa sostanzialmente, è stato chiamato un che fluido o appunto correttivo generico, perché evidentemente non è relativo, è una congiunzione lassa, rilassata. Piangeva che voleva tornare a casa. Qualche volta per razionalizzare questo che, nella scrittura si mette l'accento su che. Non devo dire da dove viene: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. L'edizione critica della Divina Commedia di Giorgio Petrocchi e credo quasi tutte
le edizioni della commedia su quel che ci mettono l'accento. Io adesso voglio entrare in una discussione sull'accento nel verso numero 3 della Divina Commedia, ma ho i miei dubbi su quell'accento. È una razionalizzazione. Dante ai suoi anni non aveva l'accento, che entra nella grafia molto tempo dopo, e questo che è proprio quel che di cui parlavamo. Però al tempo di Dante si permetteva queste licenze che non erano licenze, perché appunto la lingua è codificata, e se l'italiano ha cominciato a codificarsi, il merito, uno dei meriti, il primo merito in ordine di tempo e di qualità, si deve proprio a Dante. Oggi però abbiamo le grammatiche che sono nate per l'italiano nel Cinquecento e da allora si continuano a scrivere adattandole più o meno all'evoluzione della lingua. E dunque quello che tutti diciamo parlando, mangia che ti fa bene o non mangiare che ti fa meglio, visto che bisogna tenere la linea, quello che possiamo dire parlando senza che nessuno si scandalizzi, e non possiamo travasarlo tal quale sulla carta. Questo lusso di travasare il parlato sulla scrittura se lo permettono i romanzieri, i narratori e i giornalisti. Ma costoro sanno, di norma si spera, sanno bene che ci sono altri modi di esprimersi, e allora quando vogliono mimare la lingua parlata si aprono ai modi della lingua parlata. Per esempio, nel dialogato è facile trovare una differenza tra il dialogato e il narrato. Ma bisogna conoscerla questa differenza, e ancora una volta, se questo lavoro non lo fa la scuola, non lo fa poi più nessuno. In Veneto poi si capisce, ma anche in altre situazioni, in altre località italiane, tra le quali parte delle Marche, parte dell'Umbria, ma non so fare la geografia, che non è facile da farsi, né ci interessa particolarmente. In Veneto questo valore generico del che, questo che aggiunto, o no, questo che di non facilmente identificabile valore sintattico, lo si tocca quasi con mano, dal momento che è molto diffuso nell'italiano regionale veneto e di altre zone dell'Italia linguistica. E io sento sempre quando che, oppure siccome che, o che altro ho segnato, mentre che, ma questo può andare anche in certi casi nella lingua standard. Dunque, il che serve da rafforzare, in questo caso, mentre mangia che ti fa bene, il che è congiunzione solitaria, in quanto che o siccome che, il che aggiunge una seconda congiunzione buona a tutti gli usi, una congiunzione tuttofare. Tanti anni fa, quando cominciavo a occuparmi di questi problemi, sentii dire, ma gli esempi sono tonnellate, ecco la ragazza che non mi ricordo il nome. Anche qui, frasi di questo tipo possono essere, come è stato suggerito in uno dei precedenti incontri, invece che insegnare in maniera astratta queste regole, che poi bisogna praticare, bisogna farle proprie, insomma, e non devono restare nel circuito mentale riservato alla scuola e poi si parla in tutt'altro modo, è utile proporre esempi di questo tipo per invitare gli allievi a dare la forma più corretta. Non che
chi dice ecco la ragazza che non mi ricordo il nome vada messo alla gogna. Ma insomma ci sono tante tastiere espressive nell'italiano e a noi tocca di insegnare un uso che non sia libresco, che non sia quello di chi parla come un libro stampato, secondo questa frase fatta, ma la tastiera dei diversi usi. Appunto, alcuni usi vanno bene nel parlato, vanno meno bene nello scritto, a meno che non siano intenzionali, ma allora andiamo più nella zona alta della scrittura, della narrativa o del giornalismo. E qui appunto si può invitare sia all'uso del cui, che è importante perché io mi ricordo di qualcosa e quindi la ragazza di cui, e anche a della quale, e se è un ragazzo a del quale. L'uomo che gli ho dato l'indirizzo di Luca, chi non dice frasi di questo genere? Tutti credo che le diciamo, ma sappiamo che si può dire anche in un altro modo. Vedete che vado un po' saltando da un argomento all'altro, non possiamo addentrarci nella sintassi. Volevo mettere in rilievo però il rapporto, appunto perché la lingua va studiata nei particolari come ogni materia, ogni oggetto del sapere, e però funziona nel suo insieme. Quindi prima parlavo di centro di autonomia e di minimo comune denominatore, e qui parliamo della dialettica, della relazione tra l'insieme della lingua e gli infiniti particolari che costituiscono questo insieme. E, tornando a due tipi di dipendenti, è interessante, si può proporre come qualche libro di grammatiche dell'italiano, ce ne sono infinite, io ne conosco solo qualcuna, ma in qualche libro scolastico ho trovato, non so se giri quanto sia diffusa questa relazione, il rapporto tra la causale e la avversativa, che è una causale negata. Quindi anche, dunque, non esco perché piove forte, ecco, perché non esco è, diciamo, il motivo per il quale preferiamo restare a casa. Invece la proposizione avversativa, o concessiva, scusate, più esattamente, la concessiva è il contrario, nega la causa. Esco anche se piove. Esco perché, non esco perché piove, esco anche se piove. Questa è la concessiva che è compatibile con l'indicativo, e ce ne sono anche delle altre, e molte altre congiunzioni invece vogliono il congiuntivo, benché, quantunque, eccetera, benché piova forte. Sintassi è, come dice l'origine della parola, l'ordine delle parole, come si schierano, come si dispongono le parole nella frase. Abbiamo sentito l'altra volta, di nuovo da Serena Fornasiero, la posizione per esempio dell'aggettivo rispetto al sostantivo, che è diversa nelle diverse lingue, come ci mostra l'esempio dell'italiano comparato all'inglese, o l'ordine soggetto, verbo, oggetto, che nell'italiano predomina ma non è esclusivo. In francese invece il soggetto è obbligatorio, tranne che per i verbi atmosferici di cui si è detto 2 volte fa. È curioso, lo ricordo per curiosità, che sintassi, un'altra delle molte parole grammaticali che vengono dal greco, è da con, siun e taxis. E taxis è proprio l'ordine, anzi, più specificamente è l'ordine dell'esercito.
dell'esercito come, non faccio del militarismo, ma l'idea che avevano gli antichi era dell'esercito ordinato in falangi, la falange macedone, o in altri modi, ce n'erano parecchi, diverso dall'orda disordinata di quelli che i greci chiamavano barbari, che assalivano facendo impeto a cavallo disordinatamente. Ecco, noi dobbiamo evitare di fare della lingua un uso caotico, casuale, e cercare di avere una chiarezza, non perché dobbiamo soffermarci su un solo registro linguistico, ma perché sappiamo adattare la tastiera di cui l'italiano è ricco in rapporto alla oralità confidenziale, in rapporto alla oralità pubblica, nel mondo della scuola quando l'allievo viene interrogato, anche lì c'è un uso che non può essere lo stesso che il ragazzo o la ragazza impiega con i propri coetanei o in gruppo familiare o altre relazioni o internet e relazioni sociali. E sappiamo e poi adattare alla scrittura secondo un modello che non è rigido, è flessibile, ma questa flessibilità richiede la padronanza della lingua che tutti penso che desideriamo come un bene in sé e anche un bene che ci serve per imparare altre lingue nella vita professionale, lavorativa, ma anche nella vita di tutti i giorni. Ecco, io adesso penso di fermarmi qui. Avevo fatto solo un altro esempio su cui volevo dire una parola. Dunque, non l'ho saltato. Gile. Prima mi sono dimenticato, ho fatto un po' in fretta questi appunti che avevo dimenticato di dire a proposito di questi monosillabi, come abbiamo parlato anche del gioco dell'accento e qui dei doppi pronomi che sono frequenti nelle lingue romanze. I soldi te li do a te. E qui vedete che si usa il te come forma accentata, altrimenti sarebbe ti dico, ma te lo dico. C'è questo gioco difficile per uno straniero da imparare, ti dico, te lo dico. I soldi te li do a te, che è una costruzione anche questa frequentissima nel parlato. Qui vedete che non abbiamo l'ordine soggetto, verbo, oggetto, ma precede l'argomento. Di che cosa parliamo? Dei soldi. E i soldi, pausa, ideale, qualche volta anche reale, te li do a te. E con quel li che è pronome che riprende i soldi. Questa è una struttura fondamentale del parlato, ma anche dello scritto, tant'è vero che si trova perfino nel più antico o in uno dei più antichi documenti del volgare italiano, la Carta di Capua del lontano 960. E qui abbiamo il caso di un'anticipazione a sinistra. A proposito di quello che dicevo prima, sul fatto che queste strutture del parlato possono trovare ospitalità nella scrittura, anche questo, ecco, è un caso che conferma ciò che dicevo prima. Voglio dire che sia nei Promessi Sposi, sia nei Malavoglia, libri che generalmente non si leggono nella secondaria di primo grado, anche se so che ci sono antologie che propongono passi del Manzoni. Ecco, già Manzoni, e poi dopo di lui Verga,
ma la Carta di Capo è molto più antica, solo che è un documento giuridico, non è un'opera narrativa. Già nel dialogato e qualche volta nel narrato di Manzoni e di Verga e di infiniti altri scrittori coevi e novecenteschi e del nostro secolo, soprattutto nel dialogato, queste forme del parlato sono state captate e inserite a fini artistici. E va bene, a me mi sembra, a me mi piace, sono un po' la stessa cosa. Io ho una nipotina che quando dico a me mi piace mi rimprovera, dice non si dice a me mi. E vabbè, ha ragione. Però tutto si può giustificare, tutto si può razionalizzare, bisogna sapere il livello il tipo di tasto che stiamo suonando, e a me è anche questa una forma di tematizzazione, che è la parola che si usa in questi casi, quando cioè il tema precede il verbo. E quindi a me, poi il discorso riparte, si parla di me, c'è un egocentrismo della lingua, ma non mi posso adesso soffermare su questo argomento, peraltro molto interessante, a me, e poi si riparte mi sembra, a me mi piace il gelato o altro. Ecco, volevo fare, anche qui sono espressioni che tutti usiamo, credo, e di cui tutti, credo, conosciamo anche la variante trasferibile in una scrittura che non sia del tipo, qui c'è un salto, insomma, dal parlato spontaneo alla scrittura riflessa di chi padroneggia la scrittura e per suoi scopi usa queste forme del parlato spontaneo. In mezzo c'è quell'italiano colto della scrittura che la scuola insegna e che permette un continuo dalle forme più irriflesse a quelle più consapevoli, fino al ritorno consapevole alle forme, al ritorno riflesso delle forme irriflesse. Ecco, scusami se ho fatto questa coda fuori luogo, ma volevo un po' insistere su questi aspetti del continuo linguistico. Allora, buongiorno a tutti e si presenti che alle persone collegate, ai docenti collegati nelle varie sedi. In particolare saluto quelli di Vicenza che ho seguito come tutor nei primi 3 incontri. Dunque, l'argomento della lezione di oggi saranno i sinonimi, i contrari e le famiglie lessicali. Lo spunto per la lezione è stata la constatazione della povertà lessicale molto diffusa presso gli adolescenti italiani. È un dato che da tempo è stato assodato anche in sede scientifica, da varie ricerche anche internazionali, e che è comunque constatabile nella realtà di ogni giorno, sia scolastica, nelle produzioni orali o scritte, sia naturalmente anche extrascolastica. Si tratta di riportare probabilmente nella scuola al centro il lessico, una cosa che spesso non viene fatta. A volte la cura del lessico viene vista solo come un problema di eleganza espressiva o di ricchezza terminologica. E in realtà si tratta di un problema molto più profondo. Per poter argomentare, come abbiamo parlato nelle scorse lezioni, per poter esprimere correttamente il proprio pensiero, sono necessari fondamentalmente 2 strumenti. Bisogna avere una padronanza delle strutture sintattiche dell'italiano, di quella maledetta grammatica, no, di cui si è parlato fino a poco fa e si è parlato nelle precedenti lezioni del corso, ma bisogna avere anche una padronanza di un ampio patrimonio lessicale che permetta una perfetta adesione tra quella che è l'intenzione dell'emittente, cioè di chi parla o di chi scrive, e l'effettiva realizzazione del messaggio che questo emittente produce. Sto usando parole un po' tecniche della linguistica, ma in realtà i concetti sono molto semplici. Naturalmente chi produce un messaggio, sia esso scritto o orale, deve tener conto di tutta una serie di fattori. Uno di questi, forse il più importante, almeno in questa sede, è naturalmente il contesto, quindi la capacità di capire in quale tipo di contesto ci si trova. Il contesto scolastico è un contesto che ha caratteristiche molto particolari, alcuni dicono anche un po' artificiali, tutto sommato, soprattutto chi critica
il tema in classe, perché dice che il tema in classe è qualcosa che si fa fondamentalmente soltanto tra le mura della scuola e che non capiterà di fare fuori da una scuola. E anche per questa ragione, da ormai una quindicina d'anni a questa parte, c'è stata la riforma dell'esame di Stato che ha portato a una scelta nelle classi quinte, quindi negli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, tra 7 tracce. Di queste 7 solo una ricorda, diciamo, il vecchio tema tradizionale, mentre le altre sono tutte scritture con documentazione che prevedono la stesura di saggi o di articoli. In ogni caso, una, diciamo, capacità che deve avere oggi il parlante o lo scrivente a qualunque livello e deve incominciare a esercitare già dalla scuola media è quella appunto di sapersi adeguare al contesto, quindi di saper svariare, diciamo, su vari registri. Di questo si è parlato in parte anche nelle scorse lezioni, cioè la capacità di muoversi sul piano diafasico. Era ovvio, era scontato fino a 20-30 anni fa che in classe, a scuola, in un'interrogazione, in un compito, non si potesse parlare e scrivere come si parlava e si scriveva in altri ambienti e in altri contesti. Oggi non è più assolutamente così, lo sanno molto bene i docenti della scuola media, lo sanno anche i docenti della scuola superiore. I ragazzi trovano del tutto normale usare delle parole estremamente colloquiali, anche appunto in temi di ambito scolastico, e si meravigliano molto spesso quando vengono corretti. Come dire, non colgono, diciamo, il fatto che ci sono appunto dei registri diversi all'interno di una lingua. Questo è assolutamente normale per un ragazzino delle medie, incomincia a essere più grave alle superiori e ancora di più naturalmente poi all'università. E bisogna appunto insegnare fin dalle medie che esistono registri diversi, perché diversi sono i contesti evidentemente della comunicazione. Qualche volta, devo dire, è anche, fra virgolette, colpa dei docenti, nel senso ci sono anche docenti che incoraggiano questo uso di termini colloquiali perché dicono che questo appunto incoraggia una certa spontaneità linguistica. Però, come diceva anche il professor Bruni, mi pare nella prima lezione, effettivamente a scuola non si va per imparare l'italiano che si conosce già, cioè quello che si parla fra amici o in famiglia, ma a scuola si va per conoscere un italiano più ricco, per potersi muovere in contesti diversi e potersi muovere su registri più alti della lingua, altrimenti evidentemente verrebbe meno anche il senso stesso probabilmente dell'educazione linguistica. È un problema, a mio modo di vedere, più generale, che non riguarda solo l'educazione linguistica, ma io toglierei l'aggettivo linguistica e direi riguarda l'educazione in generale. Pensiamo per esempio, a me è venuto in mente preparando questa lezione, all'uso del tu, che è sempre più incoraggiato, spesso anche da parte degli adulti, e che troviamo usato dai giovani, dai ragazzi più giovani, soprattutto a partire appunto dalle medie, anche in contesti in cui non sarebbe stato usato fino a non moltissimi anni fa. Quindi è un problema molto generale che riguarda la lingua, ma evidentemente non solo la lingua. E sempre più spesso, per tornare al lessico, ci si trova di fronte a ragazzi con un patrimonio dunque lessicale molto limitato, inframmezzato spesso dai cosiddetti riempitivi, cioè parole come cioè, praticamente, tipo. Mi pare che fino agli anni 90 il più inflazionato fosse praticamente, adesso lo vedo un po' in disuso a favore di tipo, ma poi magari i colleghi potranno confermare questa mia impressione. E quindi poche parole intervallate continuamente da riempitivi che servono per trovare altre parole, evidentemente per cercare di portare avanti faticosamente un discorso. Questi riempitivi fanno parte dell'oralità e non c'è nulla di male a usarli, e fanno parte della fisiologia dell'oralità, naturalmente diventano una patologia quando sono usati in modo eccessivo, evidentemente, come capita di constatare frequentemente, ma non solo, devo dire, fra studenti di scuola media. Dunque bisognerebbe rimettere al centro della didattica il lessico, non per sostituire, diciamo, quella triade formata da analisi grammaticale, logica del periodo, su cui è basata l'impostazione tradizionale dell'insegnamento scolastico da moltissimi anni nella scuola media, ma quantomeno affiancarlo, insomma. Invece si dà molta importanza all'analisi, a capire i meccanismi attraverso cui le parole si organizzano e le frasi si organizzano tra loro, cosa certamente importante. Si dà forse poca importanza ai significati delle parole. E per approfondire questo aspetto dei significati delle parole, ecco che è fondamentale soffermarsi sui rapporti tra le parole. Rapporti che possono essere appunto di sinonimia, e adesso vedremo quanto è complicato definire la sinonimia, al di là delle definizioni che potrebbero essere più intuitive,
rapporti di antonimia, che vuol dire semplicemente che una parola è il contrario dell'altra, ma anche qui poi il discorso è più complesso, oppure, e qui andiamo a un livello un po' più elevato, i rapporti che le parole hanno all'interno delle famiglie. Per quanto riguarda la sinonimia, va detto che anche testi molto autorevoli, come per esempio il dizionario di linguistica, che è un preziosissimo strumento di consultazione, alla voce sinonimia danno questa definizione che cito. Dicono che la sinonimia è il rapporto tra segni linguistici detti sinonimi che hanno lo stesso significato, come ad esempio gentile e cortese. È una definizione in apparenza molto semplice, quasi intuitiva. Credo che qualunque professore, se uno studente alzasse la mano e chiedesse cosa sono due sinonimi, darebbe questa risposta, cioè direbbe parole che hanno lo stesso significato. È una definizione discutibile e che molti discutono, come adesso vedremo. Se pensiamo che il significato di una parola non è qualcosa di monolitico, ma è qualcosa che è formato da una serie di componenti, che devono perfettamente coincidere e sovrapporsi perché si possa dare una definizione apparentemente così intuitiva e immediata come quella di parole che hanno lo stesso significato. A questo proposito, nel dizionario Sinonimi contrari della Garzanti, curato da Pasquale Stoppelli, che è uno dei più diffusi anche in ambito scolastico, si precisa che non basta che due parole abbiano lo stesso significato per essere una sinonimo dell'altro, ma devono anche essere sostituibili in uno stesso contesto. E, precisa Stoppelli introducendo il dizionario, ciò avviene molto raramente. Lui fa un esempio che voglio riportare, quello delle parole collocazione e collocamento. Dice collocazione e collocamento sembrano due sinonimi perfetti, cioè due parole i cui significati si sovrappongono alla perfezione, tuttavia poi fa un esempio Stoppelli e dice si può dire che ci sono gli uffici di collocamento, ma non si può dire che ci sono gli uffici di collocazione. Per cui Stoppelli conclude dicendo che sono parole molto vicine semanticamente, che hanno un alto grado di sinonimia, ma non sono sinonimi perfetti. A proposito di collocazione, a me poi è venuto in mente anche in ambito bibliotecario, quando si cerca un libro, si chiede al bibliotecario la collocazione del libro, non il collocamento del libro. Quindi effettivamente queste due parole sono sinonimi in determinati contesti, ma non sono sinonimi evidentemente in altri contesti, perché non hanno il requisito del poter essere sostituibili o interscambiabili. Su questa linea c'è anche Tullio De Mauro, il quale ha curato il grande dizionario italiano dei sinonimi. Questo è un dizionario meno diffuso, diciamo, nelle scuole, perché è un dizionario estremamente impegnativo in due grandi volumi che si trovano soprattutto presso le biblioteche universitarie, forse anche in qualche biblioteca scolastica, a dire il vero. E De Mauro su questo dice che sono sinonimi una serie di termini che a determinate condizioni possono essere usate in modo intercambiabile. No, scusate, stavo citando qui ancora Stoppelli, mi sono sbagliato con la citazione. De Mauro dice un'altra cosa, dice sono sinonimi due parole o anche due locuzioni quando si accerti che almeno una accezione sia comune a entrambe, sì da renderle interscambiabili non occasionalmente, ma in una serie di contesti correntemente possibili in una lingua. È una definizione estremamente complessa, è chiaramente una definizione in parte empirica che ha una sua vaghezza in alcuni punti, no? Quando si dice correntemente possibili, evidentemente c'è un margine anche di arbitrarietà su giudicare quando è possibile o meno questa sostituibilità di una parola con l'altra. Però De Mauro parte da un presupposto, anche qui lo scrive nella premessa a questo suo grande dizionario, e il presupposto è quello di contrapporsi a chi nega in assoluto l'esistenza della sinonimia. E dice De Mauro, soprattutto nell'ambito filosofico della logica, si tende a vedere nella sinonimia, cito anche qui, dice, una sorta di limite matematico cui i segni e le espressioni possono tendere e tendono senza mai pervenirvi. Quindi, per non negare in assoluto l'esistenza della sinonimia, De Mauro propone appunto una definizione così complessa e che naturalmente si apre a più interpretazioni. E per finire questa velocissima rassegna di introduzione, diciamo così, teorica al problema della sinonimia, Giuseppe Pittano, che ha curato i sinonimi contrari della Zanichelli, che diciamo è un po', se vogliamo, il concorrente del Garzanti curato da Pasquale Stoppelli,
ed è molto diffuso anche questo, parla di difficoltà se non impossibilità di stabilire una perfetta equivalenza semantica tra le parole, quindi difficoltà se non impossibilità. Anche qua si rifiuta di prendere una posizione netta, d'accordo? Però si fa chiaramente capire che i sinonimi, evidentemente la perfetta equivalenza semantica è cosa evidentemente rarissima. Dice che questa equivalenza di solito è parziale, relativa a determinati contesti e a determinate condizioni. E poi usa una bella definizione metaforica, secondo me, dice che in molti casi due sinonimi sono due sfumature di uno stesso colore. Cioè usa questa metafora un po' poetica per dare l'idea appunto del rapporto tra sinonimi. E dice che qualunque dizionario di sinonimi non può che essere un dizionario della sinonimia relativa. Relativa a cosa? Evidentemente l'abbiamo detto, al contesto e al registro in cui il registro sul quale ci stiamo muovendo. Che cosa influisce dunque sul distinguere due parole tra loro che hanno significati affini ma non perfettamente sovrapponibili? Beh, il fatto che una delle due abbia un significato più generale dell'altra, oppure che una si usi in un ambito più tecnico rispetto all'altra parola, che una abbia un significato più connotato in modo più intenso o maggiormente emotivo, che una sia usata in modo più eufemistico o meno eufemistico, che sia che abbia un sapore più arcaico, letterario o meno, che sia più colloquiale o meno colloquiale, e ancora che sia più dialettale o regionale o meno, soprattutto direi regionale o meno regionale. Quindi ci sono tutta una serie di fattori che influiscono nella definizione dei rapporti tra le parole. Passando a qualche esempio pratico, qui analizzerò in particolare due terne di parole, naturalmente se ne potevano prendere anche altre. La prima terna che propongo è quella prendere, pigliare, acciuffare. Dunque, sono tre parole che designano azioni molto simili tra loro, tuttavia è chiaro, forse non è chiaro per un ragazzino delle medie, probabilmente non lo è però per un parlante adulto, anche non uno specialista della materia o un linguista, che sono parole che hanno delle sfumature diverse. Pigliare si usa generalmente in contesti meno formali, acciuffare si usa in un contesto molto specifico, spesso acciuffare si usa riferito a un delinquente, a un criminale, in contesti in cui magari si parla anche della presenza delle forze dell'ordine, quindi ha, come dire, un contesto più delimitato dal punto di vista dell'uso. Due parole inoltre possono avere lo stesso significato sul piano denotativo, cioè avere uno stesso referente, ma differenziarsi sul piano connotativo. Questa è una cosa che in parte ho accennato anche in precedenza, cioè, adesso lo vediamo anche qui con un esempio, il significato connotativo è lo specifico valore semantico che si dà a una parola in un determinato contesto. Altra serie, altra terna, babbo, papà e padre. Evidentemente hanno un valore, sono assolutamente sinonimi sul piano denotativo, perché denotano la stessa figura, e tra l'altro implicano anche la presenza di un'altra parola, che è quella di figlio o di figlia, ma su questo torno fra poco perché è un rapporto importante questo dal punto di vista del significato. Sono però parole diverse sul piano, anche qui uso due tecnicismi che poi spiegherò, uno è facile, l'abbiamo usato tante volte, diafasico, cioè di registro, e diatopico, cioè i luoghi in cui prevale una parola piuttosto che un'altra. Per esempio, babbo è una parola che ha da un lato una connotazione più affettiva rispetto a padre e forse anche in parte rispetto a papà, ma è anche parola che è molto marcata in senso regionale. Per esempio lo Zingarelli nella sua definizione indica una stretta appartenenza di babbo all'uso regionale toscano e anche sardo, che francamente non conoscevo, soprattutto per quanto riguarda il sardo. E per quanto riguarda padre, in genere si usa in contesti più formali o in ambiti specifici. Penso per esempio all'ambito religioso, liturgico, la preghiera naturalmente del Padre Nostro, per esempio, no? Papà si usa con una connotazione generalmente affettiva, alcuni dizionari l'attribuiscono soprattutto al linguaggio infantile, ma in realtà va ben oltre il linguaggio infantile, come sappiamo. Questa connotazione papà affettiva la condivide con babbo, ma non la condivide con padre. Quindi anche in questo caso la scelta di una parola o dell'altra sarà dettata evidentemente dal contesto comunicativo più o meno formale e più o meno marcato sul piano regionale e sul piano affettivo. E quindi il significato di una parola, dire che due parole hanno lo stesso significato non basta, perché il significato è formato da tante componenti diverse. Stoppelli dice da un fascio di relazioni referenziali, contestuali, stilistiche ed espressive. Oltretutto queste tre parole che ho citato non sono neanche intercambiabili.
Babbo Natale non può essere ovviamente papà o padre Natale, il Santo Padre riferito al Papa, e naturalmente lì abbiamo padre che non può essere sostituito da nessuna evidentemente delle altre parole. Questi credo siano esempi semplici che naturalmente, come dire, depurati da tutti i tecnicismi che ha usato fino ad adesso, ma possono essere proposti tranquillamente, penso anche alla scuola media, per far riflettere un po' sulla lingua e sull'uso delle parole. Altri esempi li chiamerei finti sinonimi a questo punto, o meglio, più tecnicamente sinonimi imperfetti, rifiutare e rigettare. Questo rigettare, che forse alla scuola media è troppo presto per proporlo, però rigettare evidentemente si usa in un ambito più tecnico, più giuridico. Essere avari o essere economi, chiaramente anche qui c'è una differenza, perché in un caso c'è una connotazione negativa, l'avaro, l'economo invece è una connotazione positiva. Constatare la morte, constatare il decesso di qualcuno, chiaramente decesso anche qui viene marcato molto spesso come eufemistico, in realtà ha un uso anche tecnico, anche in questo caso, no? Del campo medico o del campo legale, rispetto alla parola morte che è di uso molto più corrente. Poi ci sono altri casi particolari sui quali può valere la pena far riflettere. E a volte due parole sembrano dei sinonimi perfetti, ma non lo sono per il contesto in cui vengono usate. Penso per esempio a fra e tra. Fra e tra, due preposizioni che intuitivamente sembrano assolutamente intercambiabili, tuttavia anche qui in uno scritto, ne ho parlato è diverso, ma in uno scritto molto formale, o comunque di un buon livello di formalità, non si scriverebbe fra fratelli o tra traditori, per evitare questa cacofonia, e quindi si sceglierebbe fra o tra, a seconda in questo caso si dice del cotesto, non del contesto ma del cotesto, cioè delle parole appunto con cui si trovano in relazione queste preposizioni. Quando due parole non hanno diciamo, un significato così simile da poter essere definite sinonimiche, ma hanno molte affinità, si parla di analoghi, di parole che sono analoghe. E su questo è molto interessante il lavoro che fa Stoppelli nel suo vocabolario, appunto nel Garzanti. Anche qui propongo la riflessione, un'altra terna di parole, branco, gregge e mandria. Non sono sinonimi, sono parole analoghe. Il branco sono parole interessanti anche per il loro uso figurato. Per quanto riguarda il branco, leggendo qualunque dizionario si troverà che è un raggruppamento di animali della stessa specie, quindi senza distinzioni. Il gregge invece è riferito specificamente a pecore, a capre, la mandria, buoi, cavalli o bufali, così si trova generalmente nei dizionari. Gregge e mandria sono sicuramente analoghi in questo caso, perché sono entrambi raggruppamenti di animali, anche se animali diversi. Branco sta sul livello superiore, potremmo forse definirlo quasi un iperonimo rispetto alle altre due parole, perché il branco può essere formato da qualunque genere, da qualunque specie di animale. E dal punto di vista figurato, ecco, qui si può far riflettere i ragazzi a un livello un po' più basso sull'uso di branco e di gregge. Dire a un gruppo di ragazzini vi state comportando come un branco è diverso da vi state comportando come un gregge, perché un branco dà l'idea della violenza, no? Dell'aggressività o dell'essere molto inquieti, diciamo. Il gregge invece dà l'idea di persone senza spirito critico, perché evidentemente queste parole nel loro uso sono in qualche modo affini, analoghe nel loro uso letterale, mentre invece nel loro uso figurato sono molto diverse tra loro. Branco poi è molto usato anche nel linguaggio giornalistico, no? Si legge spesso la violenza del branco, spesso collegate con violenze di tipo sessuale. Per quanto riguarda i contrari, o anche più tecnicamente diciamo gli antonimi, sono parole anche qui di significato contrario, ma naturalmente valgono tutte le distinzioni fatte prima per i sinonimi che non starò a ripetere. Anche in questo caso naturalmente due parole sono contrarie, ma a seconda del contesto e del registro nel quale vengono usate. Un esempio interessante che ho trovato è quello di chiaro e scuro. Intuitivamente sono due contrari che non presentano nessun problema, tuttavia anche qui se passiamo all'uso figurato io posso dire che quel discorso è stato chiaro, ma non posso dire il suo contrario, cioè che quel discorso è stato scuro. Cioè chiaro e scuro sono l'uno il contrario dell'altro se parliamo della luce, no? Ma non lo sono se li usiamo in senso figurato. Dovrò dire che un discorso è stato oscuro o complicato. Quindi anche qui è chiaro che un ragazzino delle medie si può anche offrire una definizione più semplice. Si può dire, certo, due sinonimi o due contrari sono due parole che hanno significati opposti, va benissimo, dopodiché magari li si fa però riflettere
su come le cose non siano sempre così semplici come possono apparire a prima vista. La maggior parte delle volte le coppie di contrari sono costituite da aggettivi oppure da sostantivi derivati da aggettivi. Allegro, triste, allegria, tristezza, per esempio. Condizione indispensabile è che la parola, sia essa aggettivo o sostantivo, esprima una qualità. Esprime una qualità di cui appunto che può essere appunto ribaltata nel suo contrario. Anche in questo caso va fatta una precisazione: spesso tra una parola e l'altra ci sono molte gradazioni. Per esempio, tra il bello e il brutto assoluto ci possono essere in mezzo moltissime gradazioni o sfumature, per usare la parola che si è usato prima, così tra buono o cattivo, nuovo o caldo o freddo, eccetera. Quindi anche qui c'è una opposizione, ma che prevede al suo interno una gradualità. Quando le graduazioni non sono possibili, in quel caso non si parla tanto di antonimi, ma di parole complementari. Per esempio vivo morto, o anche sposato scapolo, cioè se una persona non è viva, evidentemente è morta, e viceversa, qui non è possibile alcuna gradazione. Nei Fondamenti di linguistica di Raffaele Simone, che era un volume molto in uso fino a una ventina d'anni fa, anche a livello universitario, ma ancora insomma un volume molto importante di consultazione, si faceva l'esempio di uomo-donna e poi si indicava come elemento di dubbio omosessuale, cioè si dice uno non può essere uomo, sarà donna. Simone diceva però c'è anche la possibilità dell'omosessuale, no? Però io insomma ritengo che l'omosessuale sia, come dire, una tendenza sessuale verso, come dice la parola stessa, il proprio sesso, non che di per sé sia un'altra categoria. Però questo è un discorso delicatissimo e molto scivoloso, diciamo, per cui procedo oltre. Però naturalmente anche questo può essere un'occasione di riflessione. Ecco, poi ci sono parole che ricoprono simultaneamente due significati complementari. Sono molto rare, però è interessante la parola ospite, per esempio. La parola ospite, che ancora oggi in tutti i dizionari viene segnalata nel suo doppio significato. Ospite come colui che viene ospitato, o ospite come colui che ospita. Mi ha un po' stupito il fatto che appunto, benché nell'uso ormai prevalga in modo nettissimo intendere l'ospite come colui che viene ospitato, anche l'altra accezione venga ancora presentata come un'accezione assolutamente comune e non venga marcata né in senso arcaico né in senso letterario. Ci sono anche espressioni, una che ho trovato per esempio è si accomodi. Si accomodi è complementare perché può voler dire entri, venga pure, oppure può voler dire può andare. Naturalmente da cosa dipende la differenza? Dall'intonazione e da elementi, come si dice, paraverbali, quindi estranei alla parola in sé, ma che hanno a che fare col contesto in cui viene la comunicazione. Quindi un si accomodi può avere evidentemente significati molto diversi, può essere un'espressione molto cortese, ma anche invece un'espressione piuttosto risentita a seconda dei casi. Una frase di esempio che non ho messo qui nel PowerPoint, ma insomma, i tuoi amici sono ospiti squisiti. È una frase che può avere un certo grado di ambiguità, non altissimo in realtà secondo me, perché ormai credo che il 99% dei parlanti e degli scriventi lo intenderebbe come i tuoi amici sono ospiti, nel senso che i tuoi amici sono ospiti molto educati, persone che si comportano in modo molto educato e ospitati da qualcuno, ma può anche voler dire sono persone che ospitano con grande gentilezza qualcuno. Questa è più una curiosità che altro, ma così mi sembrava interessante approfondire anche questo. Non mi soffermo troppo sul problema dei prefissi per creare i contrari, perché questo è insomma una cosa trattata in modo molto approfondito già sui manuali, ma naturalmente quando si lavora su questo bisogna far capire ai ragazzi come i contrari in moltissimi casi si creino appunto semplicemente inserendo un prefisso prima della parola che ribalta il significato della parola, e quindi capace, incapace, credibile, incredibile, legale, illegale, fortunato, sfortunato, armato, disarmato, eccetera. Su questo, ripeto, non mi soffermo troppo perché so che i manuali in uso nella scuola media sono molto ricchi di esempi per quanto riguarda questo uso dei prefissi. Ecco, infine un ultimo esempio di contrari sono i cosiddetti contrari simmetrici o inversi. Parole in relazione di simmetria inversa, definizione molto difficile, è più facile passare direttamente all'esempio.
comunque sono parole che rinviano reciprocamente l'una all'altra. L'esempio che viene fatto di solito è comprare e vendere, per esempio. Se c'è qualcuno che compra, evidentemente c'è anche qualcuno che vende. Non sono propriamente l'una l'azione contraria rispetto all'altro, ma sono appunto due azioni simmetriche o inverse, si usano entrambe le definizioni. Così come un suocero ha sempre un genero, un padre ha sempre un figlio, evidentemente. Viene citato spesso anche la relazione fra servo e padrone, su cui in realtà ci sarebbe un po' secondo me da riflettere, perché è vero che un servo ha sempre un padrone, ma un padrone può anche essere il padrone per esempio di un immobile, cioè non è detto che un padrone debba necessariamente avere dei servi, per cui questo è un esempio che viene spesso riportato secondo me senza averci riflettuto abbastanza. Maestro-discepolo, un maestro per essere tale deve avere dei discepoli, un discepolo sicuramente deve avere un maestro chi lo sa se ha sempre dei discepoli, sì, in genere sì, bisognerebbe usare questa parola se c'è qualcuno evidentemente che sta dall'altra parte, quindi anche in questo caso si può parlare sicuramente di simmetria. Proporrò adesso, per concludere questo argomento, dopo magari si può fare un po' di pausa, poi parlerò delle famiglie lessicali, una serie di, non esercizi, ma tipologie di esercizi, così per dare qualche spunto, qualche idea, graduati a livelli diversi di difficoltà. Il primo dovreste già vederlo, credo, proiettato, il più semplice in assoluto, questo può andare bene per esempio per ragazzini di prima media, collegare tra sinonimi, fare un collegamento tra sinonimi disposti su due colonne, è quello che in inglese si chiama il matching, cioè il collegare parole. Naturalmente qui l'insegnante, se non lo trova già sul libro, si può sbizzarrire quanto vuole a trovare parole che abbiano un corrispondente da una colonna all'altra. Io qui li ho già messi come dire, con la loro corrispondenza. Naturalmente qui si può riflettere su certe parole, per esempio calzoni. Ecco, chissà quanti ragazzi oggi il calzone probabilmente pensano alla pizza, a un tipo di pizza. Non so quanti ragazzi di 11-12 anni sanno che i calzoni sono i pantaloni. Forse i calzoncini, ma anche questa è una parola che ho paura che incominci a suonare un po' vecchia ai ragazzini di oggi. Calzoni, un altro modo appunto per una parola molto simile a pantaloni, anche qua certo sinonimi, ma pantaloni è di uso molto più generale, mentre calzoni incomincia a suonare un po' arcaico. Divano e sofà, anche qua sofà è una parola che viene dal francese, che poi si trova anche in inglese, si trova usata anche in italiano, però certamente è meno comune, molto meno comune rispetto a divano. Insomma, su tante coppie si potrebbero fare delle riflessioni. Per esempio anche vocabolario e dizionario, perché si dice il vocabolario di un autore per dire le parole usate da un autore, una sua opera, mentre invece non si direbbe il dizionario di un autore, quindi anche queste parole non sono sinonimi perfetti, però è chiaro che queste sono distinzioni molto sottili che alla scuola primaria inferiore e forse anche, scusate, alla scuola secondaria di primo grado e forse anche di secondo grado si possono evitare, che però è bene forse che un insegnante conosca. E passiamo per cortesia alla seconda slide. Lo faccio io? Ah. Con la freccia in basso. Ecco, perfetto, grazie. È lo stesso esercizio di prima, reso leggermente più difficile dal fatto che le parole non sono incolonnate. Quindi io qui le ho messe su due righe, si possono metterli all'interno di un insieme, quindi fare una cosa anche un po' più gradevole dal punto di vista grafico e chiedere di fare dei collegamenti tra parole all'interno, per esempio, di un insieme. Naturalmente la difficoltà maggiore è data dal fatto che non ci sono già due liste che distinguono le parole, quindi qui potenzialmente qualunque associazione è possibile, mentre prima no. Ecco, poi qui torniamo a un esercizio simile al primo, con l'aggiunta di un elemento, cioè le parole si differenziano per il livello di formalità. L'ho detta in modo un po' semplice, diciamo, ma a prima vista credo che anche un ragazzino messo di fronte a queste due liste sa capire quali sono quelle più formali e quelle meno formali. Magari bisogna spiegargli un momento, dargli un po' una definizione di contesto, eccetera, però poi alla fine è anche abbastanza intuitivo che grattacapo sia di uso più comune di preoccupazione, anche se grattacapo forse oggi non è molto usato. Forse funziona meglio con macchina autovettura, perché nessuno dice sono venuto in macchina con i miei genitori, nessuno dice sono venuto a scuola sull'autovettura di mio padre, no? E c'è evidentemente anche qui una differenza di registro. Il motorino, il ciclomotore, la rabbia e l'ira. Ecco, per esempio, che un ragazzino incomincia a sapere che cos'è l'ira,
prima anche di arrivare alle scuole superiori, credo possa essere utili. Soldi e denaro, sinonimi anche qui imperfetti, perché soldi è molto più usato rispetto a denaro, molto molto più usato. Ho pochi soldi nel portafoglio, difficilmente si sentirà poco denaro nel portafoglio, no? Mi pare. Schifo e disgusto. Anche a me è capitato di trovare in dei temi questa parola schifo, io l'ho corretta, forse sono troppo purista io, ma anche perché schifo è una parola tratto di italiano antico, quindi da quel punto di vista andrebbe benissimo, ma è un problema di livello evidentemente. Coppie di parole o di locuzioni e far individuare quali sono quelle più formali e quelle meno formali, per esempio con un più o con un meno sopra la parola o facendo cerchiare la parola. FIFA e paura, morto e spirato, duole fa male, barbosa o noiosa, mandar giù e accettare, eccetera, e avanti così. Anche questo può essere questo è un esercizio di riflessione evidentemente metalinguistica, cioè una riflessione sul registro, senza tutto questo quadro tecnico che io ho dato che mi rivolgo a degli insegnanti, però ripeto, io penso che anche intuitivamente i ragazzini sappiano muoversi su questi piani. Ancora le colonne e far collegare quelle più arcaiche o dotte con quelle di uso corrente. Quindi prima era la formalità, adesso su una parola arcaica o dotta con parole di uso più corrente. E quindi qui ho messo per esempio ascendere, audace, tedio. Il tedio è una parola naturalmente ricca di molto evocativa sul piano letterario, naturalmente non se ne parla alla scuola media, ma il tedio e la noia, fare le compere o fare le spese, le estremità, qui in realtà poi mi sono accorto adesso, questo è un esempio più di ambito specifico a posto delle mani e dei piedi, per esempio si usa anche in ambito pubblicitario spesso le estremità, il capo invece della testa, ecco, le orazioni, le preghiere, accattone, barbone, mendicante, che questa è un'altra terna interessante, accattone è quella più marcata in senso arcaico, letterario, un lettore istruito fa venire in mente, credo, Pasolini, no? Il mendicante è la parola di uso più comune, barbone è la parola che ho segnato un po' più dispregiativo. Cospicuo, abbondante, celare, nascondere. Naturalmente non tutte queste parole, mi rendo conto, vanno bene forse per una scuola media, ma l'idea, io quello che vi voglio dare è un'idea di esercizio possibile, d'accordo? Dopodiché ovviamente ogni docente la può graduare la difficoltà a seconda che gli studenti che ha di fronte, perché tra la prima media e la terza media evidentemente ci sono molte differenze. Proporre frasi in cui compaiano locuzioni verbali e farle sostituire da verbi di registro più formale o viceversa. Sono quelli che in inglese si direbbe i verbi frasali, phrasal verbs. Tirato su, allevato. Maria ha tirato su i figli con grandi sacrifici. Questo penso possa essere un esercizio particolarmente utile, cioè queste forme tipiche del parlato, far sforzare i ragazzi a trovare delle forme, come dire, che siano di un registro più formale, più elevato, più adeguato in situazioni in cui non sono abituati comunemente a muoversi, a parlare o a scrivere. Gianni ha tirato dentro i suoi amici in una brutta faccenda, ha coinvolto. Andammo avanti a discutere della questione per tutta la notte, continuammo. Fece fuori i suoi nemici senza pietà, eliminò. Quell'automobile correva così velocemente che ha messo sotto un cane sulle strisce pedonali, investito. Vado su un momento a caso e poi torno da te. Salgo, non buttarti così giù, la vita continua. Buttarsi giù lo sa qualunque ragazzino, deprimersi forse meno. Quindi può essere anche questa un'occasione per riflettere sulla lingua e sulle parole. Ultimo, mi pare, degli esempi che ho preparato, proporre coppie di sinonimi non intercambiabili, sostantivi o verbi, e chiedere di inserirli correttamente in una frase. Allora, qui ci sono due frasi. Con questa nebbia non riesco a trovare la via di casa, sapore un po' più letterario. Con questa nebbia non riesco a trovare la strada di casa, ma l'ho incontrato non posso dire via, devo usare strada. L'ho incontrato per strada casualmente. No, l'ho incontrato per strada casualmente. I soldati devono avere molto a cura della propria uniforme, devono avere molto a cura della propria divisa. Nelle parate militari gli ufficiali indossano l'alta uniforme, evidentemente, non l'alta divisa. Quindi non sono parole sempre intercambiabili. Non ho capito il motivo di questa decisione, non ho capito la ragione di questa decisione. Marco, quando ha deciso qualcosa, non sente evidentemente ragione. Quindi
anche questo è un esercizio su cui si può, credo, riflettere sulla lingua, sui significati delle parole, sui diversi contesti in cui si possono usare. Chiaro che è un lavoro molto lungo e che insomma, esige il tempo che spesso a scuola non c'è, ma che insomma bisogna cercare il più possibile di trovare, al limite, ripeto, anche andando a scapito di qualche distinzione tassonomica che spesso c'è nell'analisi, soprattutto logica del periodo, che sempre più spesso molti insegnanti insomma, considerano eccessiva e troppo dispendiosa per poi i risultati che concretamente dà nel miglioramento delle competenze degli studenti. Avevo ancora un'altra proposta di esercizio, poi facciamo direi 10 minuti di pausa, no? Proporre frasi con una parola o una locuzione in grassetto di cui si chiede di indicare il sinonimo in grassetto sottolineato ovviamente. Pensi che il biglietto sia ancora buono? Questo io credo che gli studenti lo sappiano già, è il discorso di prima, non insegniamo le cose che i ragazzi sanno già, insegniamoli quelle che non sanno. Valido evidentemente, no? Ma probabilmente questo anche lo sanno, ma insomma quantomeno ci devono pensare. Quanto mai, parola che credo ormai non venga più usata dai ragazzi ed è piuttosto, mi pare, in disuso anche in altri contesti, molto, la frutta viene molto meno che nei negozi del centro. È ovvio che anche un ragazzino di 12 anni, 13 anni sa che viene, qui vuol dire costa, ma lo si fa riflettere sul fatto che ci sono contesti diversi. Quanto viene, per chiedere il prezzo di qualcosa, va benissimo, in un contesto informale, in un contesto più formale, meglio usare naturalmente il verbo costare, che è il verbo più appropriato. Rare volte nella vita, qui per usare insomma aggettivi appunto di uso meno comune e corrente, quotidianità, per far capire che non sempre ci sono, a ogni parola c'è un rapporto 1 a 1, una parola è sostituibile con un'altra parola, ci sono casi in cui questo non è possibile. Quotidianità, vita di tutti i giorni per esempio, no? Quindi bisogna usare appunto una perifrasi insomma, per esprimere lo stesso concetto. Quindi anche qua, ripeto, sono 8 o 9, credo, tipologie di esercizi sui sinonimi, spero così di aver dato qualche idea interessante a chi ci sta seguendo. E adesso facciamo 10 minuti, sì, Lucia. Ecco, riprendiamo alle 4:30 con le famiglie lessicali.